vittoria interna con il filo tecnico 6-2 per il Monti Trenestini Salvatore Cangiano, che passa nell'ultima giornata del campionato di promozione del girone di Il Città di Monte San Giovanni Campano al termine di un'ottima prestazione comale con doppietta da parte di Garcia Mucca e un flessico gol da portiere. Formazione di casa che passa in vantaggio da un solo minuto di gioco dall'interno dell'area di rigore. C'è Garcia Mucca che dopo un minuto di testa mette il pallone in rete sbloccando il punteggio. Monti Trenestini 1 Città, San Giovanni Campano 0. Ancora la formazione di casa si rende pericolosa questa volta contro la Spiaggia che termina al lato. Poi è il numero 11 della formazione di casa Krasniki, servito in area di rigore a trovare la conclusione vincente parata da parte del Fotone con il palo all'interno, il 2-0 al Monti Trenestini. Il 2-0 invece è splendido per Pietro Pietro, perfetto sotto l'incrocio al 17esimo, 2-0. Match che prosegue e Monti Trenestini che trova il 3-0 con un'ottima azione di infilata con Nicola che si toglie la soddisfazione del gol al 22esimo. 3-0 il match arriva anche sul poker per quanto riguarda il Monti Trenestini, va all'interno dell'area di rigore conclusione col portiere, poi arriva Krasniki che di potenza mette il pallone in rete al 21esimo. 4-0 il poker arriva vendicato. Città Monte San Giovanni Campano che trova il 4-1 con uno splendido gol a giro di destro con pazienza al 37esimo, conclusione perfetta, e 4-1 che al termine della prima frazione in realtà diventa 5-1 con questo calcio di dimensione di sinistro deviato. Garcia Mucca trova la doppietta personale e il 5-1 momentaneo. Nel corso del secondo tempo formazione del padrone di casa che va per 2 volte vicino al gol del 6-1 con una doppia conclusione, questa ultima da parte di Jukic. Lo stesso Jukic va a ribadire in rete al 27esimo del secondo tempo trovando il 6-1 finale di match con il calcio di rigore assegnato alla città di Monte San Giovanni Campano. Dopo la mezz'ora del secondo tempo dal dischetto va con il sinistro Sbaraglia che trova il 6-3 al 36esimo. Poi non so che tempo.